Aggettivi, parte terza. Come si formano i femminili e i plurali degli aggettivi qualificativi. Se si tratta di participi passati, per formare il femminile si aggiunge da e si elide l'ultima vocale. Esempio, dal maschile descantà, il femminile sarà descantada. Per il plurale rimane invariato descantà. Altro esempio, imbastì, imbastida, imbastì, invariato. Tenu, tengiù, tengiuda, tengiù, invariato. Se si tratta di participi presenti, per formare il femminile, se l'aggettivo è astratto, può restare anche invariato. Esempio, esigent rimane esigente al femminile, esigent al plurale. Important rimane important al maschile, al singolare e al plurale. Se l'aggettivo è concreto, si aggiunge una A. Bundant, bundanta, rimane invariato al plurale, bundant. Sbarlusent, sbarlusenta, sbarlusent, al plurale, invariato. Per gli aggettivi uscenti in doppia E si aggiunge era e si elide le ultime due vocali. Andeghe, andeghera, rimane invariato il plurale, andeghe. Presunè, presunera, rimane invariato al plurale, presunè.